Ciao Omar, intanto grazie. Ciao Marzia. E incominciamo un po' a parlare. Ci sono due Omar Camporese, un Omar Camporese tennista, un Omar Camporese maestro. Allora, parliamo un pochino di come è nata questa passione del tennis e come hai capito che sarebbe stata la tua vita. È nata per puro caso perché io da piccolo nuotavo, da piccolo giocavo a pallone e quindi il tennis proprio non l'avevo neanche preso in considerazione. Al che un giorno, seguendo mio papà a livello amatoriale, insomma a livello di circolo, è andato a fare una partita a tennis e da quel giorno mi sono legato a questo sport. Mi comprò una racchetta e mi misi subito contro il muro a tirare delle palle, insomma, e da lì è nato tutto. E quando hai capito che eri forte? Forte, sai, io ho cominciato poi anche a un'età abbastanza tarda, cioè i bimbi di solito cominciano a 5-6 anni, io ho cominciato a 10 anni, però insomma la palla la colpivo, ero coordinato nei movimenti e insomma questo sicuramente mi ha un po' facilitato. Subito dopo mio papà mi ha iscritto in un circoletto con un maestro, sono andato a fare dopo credo un mese, 2 mesi, giochi della gioventù e una signora mi è venuta a vedere e mi disse che mi voleva portare nel circolo storico, insomma, di Bologna, la Virtus Tennis, dal maestro Spisani a fare una prova. Mi ricordo ancora la data, era il 10 maggio, perché è il compleanno tuttora di questo maestro e quindi siamo, è quasi l'anniversario. È l'anniversario e mi disse proprio questo è stato il più bel regalo che mi potevi fare. E quindi da lì ho capito, cioè, tra virgolette, che insomma, un pochettino ce la potevo fare, insomma, ecco. Senti, nella tua carriera che cos'è che ricordi con piacere e che cosa invece con dispiacere? Beh, sai, della mia vita, della mia carriera ricordo tutto con piacere. Purtroppo in tutte le carriere ci sono sempre gli alti e bassi, è normale. Ci sono state delle partite che ho perso però che mi hanno insegnato a fare determinate cose, ci sono stati dei momenti stupendi come la vittoria di Rotterdam, come la vittoria di Milano, come le vittorie in Coppa Davis e poi ci sono stati i dispiaceri degli infortuni al braccio che mi ha tenuto lontano quasi per 2 anni e probabilmente anche nel periodo più bello della mia vita, della mia carriera. E lì un attimino mi ha cambiato un po' psicologicamente. Senti, tu parlavi della Coppa Davis, adesso c'è una gioia legata alla Federation Cup ma anche alla Coppa Davis. Che cosa ti ha dato la tua carriera da singolarista e da individuale, che cosa invece quella a squadre? Ma sai, sono due cose completamente diverse, cioè il tennis parte sempre come sport individuale, quindi tu solo con tutti gli altri, però c'è questo ambito di Coppa Davis dove tu devi difendere i colori della nazionale italiana e questo mi ha sempre stimolato, cioè essere davanti all'occhio del pubblico mi ha sempre dato stimoli e credo di essermi anche sempre comportato abbastanza bene, cioè ho vinto parecchie partite con gente importante. Ho fatto una semifinale, quindi buono, non siamo mai retrocessi. Il problema è che, sai, bisognava fare una squadra buona e purtroppo c'ero io che giocavo bene sul veloce, c'era probabilmente Canè che giocava bene sulla terra, quindi non ci siamo mai amalgamati bene come formazione, non siamo mai riusciti a esplodere come squadra. Però insomma i risultati ne abbiamo fatti sia un po' sulla terra che un po' sul veloce. Poi per quanto riguarda lo sport, il tennis, sì, è uno sport singolo, mi ha dato tantissimo. Cioè, e hai dei rimpianti? Beh, cioè, il rimpianto te l'ho appena detto, il rimpianto è il fermarmi per non causa tua. Quello è un grandissimo rimpianto, perché uno può pensare di sì, sono stato stupido perché ho fatto degli errori, insomma li capisco e provo a non farli più, invece proprio per causa maggiore
vieni da un infortunio e devi stare per forza obbligato 2 anni senza giocare, quella è stata veramente brutta. Poi a un certo punto ovviamente le carriere degli sportivi hanno una conclusione e si cambia pagina, è come una seconda vita. E fai il maestro, però voglio dire ti mancherà qualcosa, e poi nel fare il maestro invece ci sarà qualcosa di bello che una carriera da professionista non ti può dare. Guarda, c'è di bello che io sono molto legato ai bambini e quello che mi piacerebbe trasferire ai bambini è tutto quello che io ho provato, quindi vorrei aiutarli da questo punto di vista. Adesso ho una carriera da maestro, ne sono contento, mi piace ancora stare sul campo, mi hanno chiesto tanti altri lavori, cioè mi hanno chiesto perché non fai il manager, perché non fai il coach, perché non fai altre cose, mi piace stare sul campo ancora. E questi bambini che hai qui adesso al tennis club, Omar Camporese, sono tutti contenti? Guarda, l'ho appena detto l'altro giorno quando un ragazzo mi ha intervistato e mi ha fatto esattamente la stessa domanda. Ho un rapporto bellissimo con i bambini qui hanno un modo diverso di approcciarsi al tennis. Ultimamente il maestro era diventato una sorta di babysitter, cioè era l'individuo che i genitori li portavano i figli perché dovevano andare via, ma fondamentalmente del tennis non gliene fregava molto. Invece questo circolo, probabilmente anche forse la città, non lo so, non vi conosco ancora tanto bene, però ho trovato un'isola felice perché vedo gente che ama il tennis, vengo qua la mattina, i campi sono pieni dai soci, i maestri fanno tante lezioni private, quindi vuol dire che c'è tanta gente che ha voglia di imparare. Dei bambini ne abbiamo 240, quindi voglio dire un numero abbastanza elevato, e soprattutto nei 50 che curo io nell'attività agonistica vedo tutti bambini di diverse età, tutti bambini che hanno voglia, ma voglia con la V maiuscola, di imparare a giocare a tennis. E poi insomma c'è anche un futuro per questi ragazzi, anche appunto il tennis italiano è un momento di rinascita. Tu vedi qualcosa non solo qui a Padova ma in Italia di bello che può crescere? Ma guarda, io credo che in tutti gli sport ci sia sempre bisogno di un traino. Probabilmente negli anni 70 c'era Panatta, negli anni 80 stavo uscendo io, negli anni 90 c'ero io, quindi il tennis era ancora lo sport numero 2 dopo il calcio. E io spero che adesso il tennis possa rivivere di nuovo queste orme, insomma il tennis femminile sono anni che va abbastanza bene, anzi va bene, e il tennis maschile ultimamente sta dando dei buoni risultati, quindi io spero che questo possa far da traino a tutti i bambini, il Fonini della situazione, il Seppi, insomma le vittorie in Coppa Davis possono di nuovo riaccendere una fiamma che si era persa. Sicuramente traino fa bene. Senti, ti vediamo ancora in campo a giocare gli over adesso. Il tempo passa. Non lo diciamo quali over però. Esatto. Ma ti diverti ancora a giocare? No. Ecco. No, devo essere sincero. Sì, è giusto. Non mi diverto più a giocare, mi diverto tantissimo a stare insieme ai bambini e a insegnarli. Ecco. Fare le partite non mi piace più perché quando ho smesso con il tennis, un pochino. Sì, quando ho smesso con il tennis proprio ho voluto chiudere proprio con una saracinesca, tirarla giù del tutto. Comprensibilissimo. Però cioè, stare nel campo 7 ore come sto con i bambini, certo, ci sto volentieri, cioè proprio non mi passa il tempo. Quindi insomma il tennis è ancora qualcosa da darti. Il tennis mi piace, ma il giocare, il pensare che una pallina può essere importante, non ci sono più con la testa. Senti, qualcosa che appunto vuoi dire su questo sport che ti ha dato tanto, che manca allo sport al tennis in Italia per diventare una potenza? Beh, guarda, quello che mancava ultimamente era un po' il movimento, si era perso un attimino, adesso si sta ricreando, stanno facendo buone cose, manca ancora, credo, al tennis italiano qualcuno che abbia fatto sport, qualcuno, ma basta solo copiare quello che sta facendo la Spagna, basta copiare quello che sta facendo la Francia, prendere ex giocatori e metterli in mano
in ogni settore un ex giocatore, perché a differenza dei maestri siamo a più conoscenza di quello che è stato il nostro vissuto. Cioè il maestro è bravo, ti può aiutare a far crescere il bimbo fino a una certa età, e poi noi da ex conoscitori del tennis, visto che l'abbiamo fatto come vita, come professione, sappiamo di più di come bisogna comportarsi, di quello che può essere l'evento di una partita, cosa devi fare su un vantaggio, e quindi quello manca, e in Italia purtroppo in questo momento non ci sono ex giocatori che possono aiutare questi ragazzini. E quindi è un consiglio, non so, al Quincy piuttosto che ad un Ma sai, altro di turno? Il Quincy credo che ormai abbia già uno staff suo dietro, quindi lui Sufficiente. è già, insomma, abbastanza autosufficiente. Sì. Però sai, ci sono tante famiglie che non sono benestanti. Certo. E purtroppo c'è bisogno di un ente che possa dargli una mano. Io, se non ci fosse stata la federazione, purtroppo dico, non avrei potuto giocare a tennis, perché finanziariamente i miei genitori non se lo potevano permettere. Certo. Ero figlio di 2 operai, quindi il viaggiare, andare a destra o a sinistra in tutto il mondo non me lo sarei potuto permettere. Quindi la federazione da questo punto di vista mi ha dato una grandissima mano. Auspichiamoci che insomma ci siano dei mecenate. Speriamo, insomma, cioè, io parto sempre dal presupposto che se ci sono tanti bambini che possono valere, il bambino non deve perdere assolutamente la possibilità di realizzare il sogno che vuole fare, insomma. Poi dopo l'arrivare sta a lui, però insomma negargli un sogno credo che sia una delle cose più brutte che ci possono essere. Bene Maria, io ti ringrazio. Figurati. Ci sarà un'altra puntata, ci sentiremo ancora. Sì. Intanto grazie. Grazie. E in bocca al lupo. Crepi il lupo. Grazie Marzia.